Questo è il secondo 25 aprile che trascorriamo con la pandemia. 76 anni fa c'era la dittatura fascista che volgeva al termine. Oggi ancora non sappiamo quando saremo liberi dal Covid-19. Dopo la Resistenza, l'Italia cambiò radicalmente e abbracciò la democrazia. Oggi noi ci auguriamo che questo periodo duro sia utile per farvi scoprire il significato vero e profondo della partecipazione democratica e del contributo che ognuno di noi può dare per la vita politica e sociale del Paese, facendo così rifiorire la nostra democrazia sulle orme e gli ideali dei partigiani morti per la nostra libertà. Buon 25 aprile, festa della liberazione dal nazifascismo. Il 25 aprile è la data fondante della Repubblica Democratica e ne costituisce la base storica, politica e morale della Repubblica Italiana. Il portato più maturo della data del 25 aprile è sicuramente la Costituzione repubblicana. Festeggiare le ricorrenze importanti come quella del 25 aprile e ricordare i fatti come quelli della Resistenza è importante e opportuno per tenere viva e tramandare alle attuali generazioni i sacrifici che vennero fatti. Il fascismo non è solo un fenomeno del passato già relegato alla storia, ma è un pericolo attuale. E dobbiamo essere tutti uniti in difesa dei valori della nostra società. È un giorno fondamentale per la storia d'Italia e assume un particolare significato politico e militare. Oggi il mondo è percosso da laceranti violenze di altro genere. Ci sono tentativi di dare alla storia interpretazioni riduttive, di mistificarla. Ogni ricordo è un momento di riflessione per riaffermare nelle nostre coscienze i valori che animarono la lotta di liberazione e la resistenza. Queste sono le parole di Giovanna Stanca Ovratin, una staffetta partigiana che ha lottato contro il fascismo, che ha condannato intere generazioni togliendo loro i diritti e la libertà. Come Udo Sassari riteniamo che il modo migliore per celebrare questa giornata sia attraverso la testimonianza e il ricordo di chi ha lottato, per mai dimenticare ciò che realmente significa il 25 aprile. Abbiamo di fronte a noi una grande scommessa, fare in modo che le nostre radici culturali e politiche non restino soltanto un bel fondale, come lo sono peraltro in alcuni casi le biblioteche alle spalle dei nostri video. Dobbiamo fare in modo che queste radici culturali e politiche, siano esse collettive o individuali, diventino invece il sangue vivo in cui noi innestiamo nuovi progetti sociali, una nuova attività culturale, una nuova politica resistente e antifascista. Ecco, il 25 aprile è una grande occasione per farlo tutti insieme in maniera pubblica e definitiva. Il 25 aprile, ieri, era un momento storico in cui le persone, i partigiani, hanno lottato per riconquistare la libertà perduta e i diritti perduti. Il 25 aprile oggi è una lotta che continua, ma per raggiungere equità sociale e diritti per tutti, senza nessuno escluso, con le nuove sfide e le nuove necessità del tempo che cambia. Partigiani ieri, partigiani oggi sempre. Il 25 aprile deve rappresentare per tutti noi la giornata della speranza, ma anche un momento di profonda riflessione in cui utilizziamo il ricordo come uno strumento per non dare mai nulla per scontato, perché diverse libertà fondamentali che oggi diamo come per acquisite, penso ad esempio alla libertà di espressione, alla libertà di stampa o di sciopero, in realtà non lo sono affatto, ma sono frutto della lotta partigiana e dei nostri padri costituenti, e quindi da parte nostra è necessario un presidio democratico costante per non perdere queste importanti conquiste, ma anche per creare un futuro migliore. La resistenza ci insegna a coltivare la memoria. La memoria è un antidoto contro l'indifferenza. Una certa resistenza non è mai finita, dura ancora oggi. Il 25 aprile è un giorno che tutti noi dovremmo sempre ricordare perché rappresenta la rinascita dopo un lungo brutto periodo. È il simbolo di una dignità riconquistata che dobbiamo difendere ogni giorno. A tutti quelli che dicono il 25 aprile non ha alcun senso, i partigiani, andiamo, sono tutti morti, rispondetegli che
È grazie al sacrificio di quegli uomini e quelle donne se oggi l'Italia è una repubblica libera, democratica e antifascista, i cui valori e principi sono scritti nelle pagine di quella Costituzione che oggi, come già in passato e in ogni possibile futuro, sarà importante conoscere, difendere e divulgare. Perché questo è essere partigiani oggi. Buon 25 aprile. Festeggiare il 25 aprile significa ricordare i fatti della Resistenza e i sacrifici che erano fatti anche per generazioni attuali. È una data da commemorare con orgoglio e ricordare che dobbiamo essere sempre uniti in difesa dei valori più importanti della nostra società, come libertà, democrazia e antifascismo. Dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare. Questo avrebbe detto il pubblico ministero nei confronti di Antonio Gramsci, ingiustamente accusato e incarcerato. Questo ci racconta gli atti. Alcuni hanno smentito queste affermazioni, ma il punto non è questo, non è mai stato questo, perché era ciò che il regime fascista voleva propriamente fare, soffocare le libertà e soffocare la libertà più alta tra tutte le libertà, che è quella del pensiero. Grazie a chi ha liberato l'Italia dal regime fascista, perché oggi, se possiamo pensare, lo dobbiamo a loro. Oggi è il 25 aprile, festa della liberazione. Ricordiamo e resistiamo in uno dei momenti più difficili della nostra storia. Partigiani sempre. Buona festa della liberazione a tutti. Il 25 aprile di ieri significava la lotta di liberazione contro il nazifascismo. Il 25 aprile di oggi significa l'antifascismo senza il trattino, quindi come progetto politico per realizzare i valori di eguaglianza e democrazia delineati dalla nostra Costituzione. La Costituzione è un buon documento, diceva Sandro Pertini, ma spetta a noi far sì che determinati articoli non rimangano lettera morta o inchiostro sulla carta. Continuiamo a difendere i valori della giustizia sociale, della libertà, dell'uguaglianza. In questo senso la resistenza continua. Buona festa della liberazione. Siamo giunti al 76esimo anniversario della liberazione. Una giornata che vede la CGIL impegnata da sempre ad affermare e sostenere il proprio attaccamento agli ideali e ai valori che hanno ispirato la lotta di liberazione, oltre alla ferma volontà nella difesa dei principi di democrazia, uguaglianza e libertà contenuti nella Carta Costituzionale. Ed è proprio dal mondo del lavoro che partì la protesta che pose fine all'occupazione. Inoltre ricordiamo le conquiste di civiltà rese possibili dalla Resistenza, come ad esempio l'inclusione a pieno titolo delle donne nella vita politica e sociale del Paese, manifestatasi già nell'Assemblea Costituente. Il 25 aprile deve rinsaldare in ciascuno di noi gli ideali di democrazia e libertà, nonché un profondo antifascismo contro i sentimenti di odio, violenza, razzismo e intolleranza che per un ventennio contaminarono l'Italia e che ora non solo riaffiorano, ma si manifestano apertamente con protervia e arroganza. Oggi, come allora, continueremo a batterci perché sia eliminato ogni rigurgito fascista. La CGIL di Sassari augura a tutte le lavoratrici, ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani e agli studenti un buon 25 aprile, con l'auspicio che prosegua il cammino della democrazia, dello sviluppo dei diritti dei lavoratori e dell'emancipazione dei più deboli. Buon 25 aprile. Una mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano,